Presentato stamani alla stampa dal sindaco Franco Miccichè e dagli assessori preposti Costantino Giulla, assessore alla cultura e spettacolo, e quello al turismo Francesco Picarella, l'iniziativa che si svolgerà presso il Teatro Pirandello di Agrigento in occasione del primo dell'anno. Sarà infatti realizzato uno spettacolo dal tema Joy of Christmas, canzoni per le feste per un anno, ovviamente senza pubblico presente per via del lockdown che vieta gli eventi pubblici, ma solo trasmesso online e dalle TV locali agrigentine. Lo spettacolo è offerto da Francesco Bellomo, scritto da Paolo Logli, con la partecipazione dell'attore agrigentino Gaetano Ronica e le voci soliste di Martina Di Fonte e Michelangelo Nari, il 1° gennaio alle ore 22:30 presso le TV locali agrigentine. Questo evento assolutamente a titolo gratuito dà un'intuizione, soprattutto dal lavoro dell'amico Francesco Bellomo, che ci è venuto a trovare qualche giorno fa dicendo che insomma effettivamente ad Agrigento non poteva mancare un momento a Capodanno, soprattutto dopo il 2020, un 2020 assolutamente da dimenticare, un evento che comunque potesse allietare la serata di giorno 1 appunto dalle 22:30. Ci corre l'obbligo perché naturalmente attorno a questa organizzazione c'è stato subito un momento di confronto con tante persone e tanti operatori, e devo ringraziare gli operatori e soprattutto le TV locali, Teleacras, TVA e Agrigento TV, che da subito e in maniera assolutamente del tutto gratuita ci daranno l'opportunità ai cittadini di Agrigento di godere di un'ora e un quarto di spettacolo seduti comodamente da casa nostra. Ne approfitto per fare gli auguri naturalmente alla città di Agrigento e soprattutto agli operatori della stampa che con grande spirito sono sempre presenti per sponsorizzare e per dare divulgazione alla città delle notizie di questa amministrazione. Abbiamo voluto fortemente, grazie all'interlocuzione proprio con Francesco che è avvenuta non qualche giorno fa ma 2 giorni fa semplicemente, quindi in 48 ore abbiamo organizzato tutto, già è tutto pronto per questo concerto di Capodanno. Ringraziamo nuovamente le TV locali, ma voglio ringraziare anche i giornali che saranno contattati o stanno per essere contattati in queste ore, anche i giornali online, per vedere se possiamo anche tramite loro trasmettere il prodotto. Ecco, vedremo un attimino. Ringrazio Emanuele Farrugia che si è messo a disposizione, gli abbiamo detto: Emanuele, questa cosa gestiscila tu, e l'ha fatto prontamente, e ricordiamo a titolo gratuito perché il Comune purtroppo non ha avuto il tempo e neanche gli strumenti per organizzare questo evento. Ecco, io ne approfitto ancora per ringraziarvi tutti, operatori della televisione, operatori dei giornali, e fare gli auguri a tutti i cittadini agrigentini. Tutta l'amministrazione è vicina alla città, stiamo ascoltando i veri bisogni e tutti i cittadini in lungo e largo, quindi siamo a vostra disposizione, vi rinnoviamo i nostri migliori auguri di un buon 2021 che sia principalmente migliore da un punto di vista sanitario e tutto il resto di conseguenza.